Immediata sospensione dell'esecuzione della delibera della Giunta regionale 2422 del 22 aprile 2016 sul progetto Ritornare a casa che si occupa dell'assistenza alle persone colpite da ASLA e disabilità gravissime. È quanto chiede in una nota Giuseppe Lo Giudice, presidente regionale dell'ASLA Sardegna, che sottolinea come il provvedimento varato dalla Regione abbia ottenuto il risultato di mettere in gravissima difficoltà economica le persone colpite da ASLA e le loro famiglie. Nei giorni scorsi la Regione aveva emesso un comunicato in cui dava conto dello stato di applicazione del progetto Ritornare a casa, ma l'ASLA Sardegna contesta questi dati perché, si legge nella nota, la Regione fa riferimento esclusivamente al finanziamento ordinario, posto che a molte famiglie beneficiarie del progetto è già pervenuta la richiesta di ripresentare entro e non oltre il 30 giugno 2016 la documentazione relativa ai finanziamenti prima denominati aggiuntivo e straordinario. Adducendo infatti la non conformità dei progetti presentati dopo il 1 gennaio 2016, ma antecedente all'approvazione della delibera, scrive l'ASLA, la Regione da 6 mesi, in modo ingiustificato, arbitrario e altamente lesivo, ha bloccato l'erogazione dei fondi del progetto Ritornare a casa, effettuando un'ingiusta applicazione retroattiva della delibera. La decisione della Regione, continua il presidente regionale dell'ASLA, incide in modo drammatico sulle famiglie che da ormai 6 mesi vedono gravare sulle proprie spalle il peso dell'assistenza necessaria ai propri congiunti. Se la situazione non dovesse cambiare, alle famiglie non resterà altro da fare che licenziare gli assistenti familiari e provvedere al ricovero dei propri congiunti per assicurargli cure e assistenza adeguate. L'ASLA chiede alla Regione che venga sospesa l'esecuzione della delibera e si proceda alla valutazione dei progetti già scaduti con la liquidazione delle somme dovute. Manca il deferimento della scadenza dei termini di presentazione delle domande al 30 settembre 2016 per dare il tempo ai beneficiari di conoscere le modifiche intervenute e procedere alla presentazione dei documenti. L'applicazione delle nuove linee guida con riferimento all'anno in corso per la parte relativa alla liquidazione di quanto aspetta fino al 31/12/2016, così da garantire la piena attuazione della delibera nel 2017. Ultimo punto, ma non meno importante, la semplificazione dell'iter burocratico di richiesta del progetto, maggiore coinvolgimento degli enti locali e l'automatismo delle procedure di rinnovo, almeno per quelle patologie che per gravità possono essere soggette solo a peggioramenti.